Processo Tanco, oggi a Rovigo l'udienza preliminare del procedimento a carico di 46 secessionisti. L'accusa chiede rinvio a giudizio per 31 di loro, manifestazione di oltre un centinaio di venetisti davanti al tribunale. Dopo il caso della ventenne di Onei di Fonte, anche la giovane partita dal Padovano per diventare foreign fighter ha lanciato un appello per tornare a casa. Amici e familiari ancora increduli a Verona dopo l'omicidio della 77enne strangolata dall'amante 72enne sposato che conduceva una doppia vita che aveva conosciuto su Facebook. Gli psicologi dicono sempre più anziani si affidano sentimentalmente ai social. Crack BPV, udienze sospese fino al 29 settembre in attesa della decisione della Cassazione sullo spostamento a Trento. Autonomia del Veneto, martedì prossimo nuovo vertice a Roma della delegazione di Palazzo Balbi. Si tratta su tutte le 23 materie, dice Zaia, il governo ce le deve concedere. Oroso schianto a 320 km all'ora è leso per miracolo il pilota di un team trevigiano impegnato nella 24 ore di Le Mans e che proprio l'Antenna 3 aveva raccontato lo scorso anno l'avventura nella storica corsa. Ieri l'avvio, oggi è entrato nel vivo il raduno Trivenet degli Alpini a Vittorio Veneto. Stasera una puntata speciale di ring dalla città della vittoria e domani la lunga diretta della sfilata delle penne nere. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, buonasera e ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca giudiziaria da Rovigo. Davanti al Palazzo di Giustizia una manifestazione di oltre 150 venetisti perché oggi era prevista l'udienza preliminare del processo Tanco, il processo a carico di 46 secessionisti. Il pubblico ministero, i pubblici ministeri hanno chiesto per 31 di loro il rinvio a giudizio. Le bandiere del Veneto, gli striscioni, le voci di rabbia davanti al Palazzo di Giustizia di Rovigo. 150 a manifestare guardati a vista dalla polizia, come vediamo in queste immagini di Rovigo in diretta. Il giorno dell'udienza preliminare nel processo per la costruzione del Tanco, il carro armato artigianale con il quale un gruppo di secessionisti lombardo-veneti, secondo gli inquirenti, voleva occupare nel 2014 Piazza San Marco a Venezia. Una sorta di riedizione del primo assalto del 9 maggio 1997. 46 gli imputati, tra i quali l'ex parlamentare e sottosegretario trevigiano Franco Rocchetta. La richiesta dei pubblici ministeri Carmelo Ruberto e Sabrina Duò durante l'udienza è stata chiara: 15 non luogo a procedere con relativo proscioglimento e 31 rinvii a giudizio, nel quadro degli eventi che nell'aprile di 4 anni fa portarono alla raffica di arresti. Il mezzo corazzato, che secondo gli inquirenti doveva servire all'azione eclatante a Venezia in Piazza San Marco, venne trovato in un capannone chiamato Arsenale nel Padovano a Casale di Scodosia, epicentro del gruppo di secessionisti veneti finiti nell'inchiesta condotta dai ROS, l'accusa associazione sovversiva. L'udienza, dopo la requisitoria dei PM ed interventi dei difensori di alcuni degli imputati, è stata poi aggiornata dal GUP Alessandra Martinelli al 14 luglio prossimo, con la decisione sui rinvii a giudizio. La pubblica accusa aveva anche avanzato richiesta di rinnovazione della perizia sul Tanco, che nel 2016 era stato definito un'arma non da guerra o tipo guerra, una perizia alla quale si erano opposte le difese ritenendola tardiva e non necessaria. Il giudice l'ha infine respinta. Adesso un caso che fa discutere, una vicenda che fa discutere dopo il caso della ventenne di Onei di Fonte, anche la giovane Mary M, la giovane partita dal Padovano da Arzergrande per arruolarsi tra le fila dell'ISIS, ha lanciato un appello per tornare a casa. È madre, ha 2 figli e dice: ho sbagliato. Quando sono venuta qui in Siria ho visto la verità dell'ISIS, cioè non è lo Stato islamico, diciamo. E lì sinceramente ho capito che ho sbagliato. Eccola Maryam Rehaili, la giovane di Arzergrande scappata di casa per seguire l'ISIS nel luglio 2015. Per un lungo periodo non si era più sicuri neppure del fatto che fosse viva. L'ha intervistata il giornalista Fausto Biloslavo in un reportage per il quotidiano Il Giornale. Sposata con 2 figli piccoli, Maryam vorrebbe tornare in Italia. Mentre tentava di raggiungere la Turchia è stata fermata ad un posto di blocco curdo ed ora si trova in una tendopoli nel nord-est della Siria assieme ad 1 migliaio di jihadiste straniere. Mi sono pentita tanto, però
ormai è troppo tardi, non so più che fare, ho il marito in prigione, ho bimbi. Voglio solamente dire a mia mamma che mi manca tanto, di perdonarmi, ormai ho già fatto quello che non dovevo fare. Se rientrasse in Italia, la 22enne di Arzergrande verrebbe arrestata ed espulsa dopo aver scontato una pena di 4 anni di carcere per arruolamento con finalità di terrorismo. Lei racconta di avere subito un lavaggio del cervello. Felici i suoi familiari, che su di lei avevano ricevuto solo notizie tragiche e contrastanti, senza averne conferma, e che ora chiedono che il governo li aiuti a farla rientrare in Italia. La storia di Meriem è identica a quella della 20enne Sonia Khediri, tunisina, partita da un edifonte nel Trevigiano per Raqqa e accusata di essersi affiliata all'ISIS. Sposatasi in Siria e madre di 2 bambini, vedova, vorrebbe tornare in Italia, anche lei pentita della scelta di aver abbracciato il califfato. Una tragedia della strada, l'ennesima in Veneto. Un ragazzino di 17 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto a Cerea, in provincia di Verona. Il ragazzo era a bordo di un'auto guidata da un 19enne di Bovolone, sempre in provincia di Verona, sulla quale viaggiavano 5 giovani. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato. 3 giovanissimi sono rimasti feriti. Le condizioni del 17enne sono apparse subito gravi, molto gravi, ed è morto purtroppo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnago. E adesso a Verona per il caso del femminicidio scoperto il 4 giugno e che ha portato ieri all'arresto dell'assassino. La 77enne strangolata dall'amante 72enne, una vicenda che fa ancora scalpore a Verona. Esco, vado a sistemare il giardino di un amico, oppure esco, vado a fare una manutenzione che mi hanno chiesto. Le menzogne dell'assassino. Poche scarne parole alla moglie e ai figli, ma invece Pietro Di Salvo andava a trovare Fernanda. Lo hanno raccontato gli stessi familiari del 72enne arrestato con l'accusa di aver strangolato l'amante 77enne Fernanda Paoletti il 4 giugno scorso. Familiari sotto shock a partire dalla moglie all'oscuro di quella relazione sfociata in tragedia. Le bugie di Di Salvo raccontate per mesi, bugie che nemmeno Fernanda sopportava più. Lei, separata da tempo, voleva una relazione alla luce del sole e questo le è costata la vita. Spezzata da un cordino da giardino, stretto attorno al collo, al culmine di una lite. Di Salvo, in ospedale a Borgo Trento dopo il malore che l'ha colpito poco dopo l'omicidio, è in attesa di essere trasferito in carcere. Ma il quadro degli investigatori si è composto in poco tempo. L'incontro, la lite, l'omicidio e il lucido tentativo di far passare quella morte come un gesto estremo, legando la corda al termosifone. Tentativo crollato in pochissimo tempo. Amici, familiari, vicini, tutti scioccati da questa storia nata su Facebook. Social anomalo per 2 persone oltre i 70 anni, ma forse non troppo. L'amore anziano esiste, è una realtà e può essere travolgente. Le passioni oltre i 70 anni sono molto più diffuse di quanto non si pensi e io vedo negli ultimi anni ci sono anche meno timori da parte degli anziani di usare anche la tecnologia per iniziare nuove relazioni e in qualche modo connettersi anche loro. L'aspetto passionale ci può essere in terza età con intensità, come purtroppo abbiamo visto anche in questa vicenda, importante. Diciamo che in genere sono aspetti di personalità patologici o no che si sviluppano in tutto l'arco di vita e quindi non è detto che si esauriscano proprio nell'età avanzata. Ma in questa brutta storia le 2 visioni erano completamente differenti. Per Fernanda doveva essere un rapporto vero, per il suo assassino una storia da tenere nascosta, a costo di terminarla nel più terribile dei modi. Allora il crack della Popolare di Vicenza, il crack BPV, udienze sospese fino al 29 settembre in attesa della decisione della Cassazione se spostare o meno il processo a Trento. C'è frustrazione tra i risparmiatori per questo. Crack BPV, tutto sospeso, se ne riparlerà il 29 settembre. Il giudice dell'udienza preliminare Roberto Venditti ha deciso di sospendere le udienze in attesa che la Corte di Cassazione decida in merito alla questione del legittimo sospetto sollevata dai difensori degli imputati, prevista per il 14 di settembre. Decisione che potrebbe veder spostato il processo da Vicenza a Trento. Legittimo sospetto, ricordiamo, con il quale si sostiene che il clima complessivo a Vicenza non sia tale da consentire
garantire agli imputati una valida difesa. Frustrazione tra i risparmiatori e di chi si è costituito parte civile. Duro l'intervento del neo sindaco Francesco Rucco, che in una nota ha così stigmatizzato l'accaduto. Oltre il danno, la beffa, dal momento che i risparmiatori potrebbero essere costretti a trasferirsi a Trento per seguire il processo, e questo senza tener conto che lo spostamento del fascicolo costringerebbe i magistrati trentini a studiare e istruire il procedimento con ulteriori ritardi. Come promesso poi in campagna elettorale, il fascicolo è allo studio per consentire la costituzione di parte civile del Comune alla prima udienza dibattimentale. A proposito di banche, c'era anche il numero 1 di Banca Intesa, lo storico momento dell'assemblea che nel tardo pomeriggio di ieri ha sancito la nascita del nuovo colosso industriale veneto, la fusione tra Treviso e Padova. Il triangolo industriale italiano si sposta una volta era Milano, Genova, Torino, e adesso è Milano, Bologna e Nord-Est. Deve essere questo il nuovo orizzonte degli industriali veneti. E la firma della fusione tra Unindustria Treviso e Padova, sancita con l'assemblea al Palaexpo di Mestre, è un altro passo concreto verso questo obiettivo da numeri decisamente importanti. Una realtà economica che è quella in sostanza della Lombardia e dell'intero nord-est, che sarebbe la sesta nazione europea. Soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla Presidente degli Industriali della Marca. Come sarà questa casa? Questa casa sarà come siamo noi, sarà aperta, sarà accogliente, sarà inclusiva. A ciascun collega di Padova e di Treviso che ha preso parte a questo progetto voglio esprimere tutta la mia gratitudine e il mio affetto per aver sostenuto e per aver fortemente creduto in questa idea. Una strada verso il futuro senza dimenticare il passato, come ha tenuto a sottolineare il Presidente degli Industriali padovani. Qui davanti vedo imprenditori ottantenni, settantenni che partiti dai garage hanno creato quasi tutte le nostre aziende e sono stati protagonisti del boom del nostro Veneto. E poi vedo imprenditori di Este, di Cittadella, di Castelfranco, di Oderzo, di Noale, e non ne vedo nessuna differenza. È a questa inclusività e a questi imprenditori, a tutti voi, che io vorrei fare un grande applauso. E il riferimento annuale non è casuale, visto che il prossimo traguardo sarà includere anche gli imprenditori del veneziano. E mentre all'interno si sanciva la fusione, fuori tornava prepotentemente il tema delle banche venete, con industriali che in certi casi accusano ancora pesantemente le conseguenze della disfatta. Ecco perché dal numero 1 di Intesa ci si aspettano segnali chiari di sostegno alle imprese. Io credo che noi abbiamo fatto tutto il possibile. È chiaro che questo tipo di problematiche che sono sorte hanno determinato un impatto anche sull'economia reale del territorio, e noi stiamo cercando di investirci ancora di più per poter accelerare la crescita in quei territori. Economia legata a doppio filo con l'autonomia, e martedì a Roma un nuovo importante incontro. Puntiamo a una legge delega molto semplice che diventi intesa per noi, tra noi e il governo, in maniera tale che poi il Consiglio dei Ministri sia autorizzato a fare i decreti per le singole 23 materie. Si va a passo di carica perché lo stallo preformazione di governo ha fatto perdere tempo prezioso. Entro fine anno l'obiettivo dell'intesa sull'autonomia dunque, e dopo l'incontro Zaia-Stefani di martedì scorso a Roma per riprendere il percorso c'è già un nuovo appuntamento ravvicinato in agenda. Martedì 20 giugno di nuovo nella capitale. La riunione della nostra delegazione trattante che completerà, io spero, ormai la partita dell'analisi delle singole 23 materie, in maniera tale che si sta già preparando la fase successiva alla firma dell'intesa. 23 erano le materie che chiedevamo ai governi Renzi e Gentiloni, e 23 sono quelle che ci dovrà concedere il governo Conte-Salvini-Di Maio, spiega Zaia. Il Veneto ha chiesto le materie previste dall'articolo 116 della Carta e poi si partirà con l'applicazione dei costi standard, con un risparmio di 30 miliardi. La virtuosità è legata all'autonomia, dice. Timori per lungaggini e pastoie burocratiche? Ci sarà sempre qualche incrostazione centralista, però io ricordo sempre Einaudi che nel 1948, presentando la Costituzione, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, e questa autonomia noi ce l'aspettiamo perché siamo anche andati a chiederla ufficialmente. E adesso andiamo subito a Vittorio Veneto, il nostro Lucio Zanato. Oggi è entrato nel vivo il raduno Triveneto degli Alpini, ti vedo già nel monitor in diretta. Lucio, spiegaci che sta accadendo e com'è il clima di questa giornata di festa a Vittorio Veneto.
Sì, buonasera Nicola, buonasera ai nostri telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta, sono le 18:34 e adesso con Paolo Botello vi facciamo vedere lo sfilamento. Attenzione, questo è lo sfilamento della vittoria, perché hanno voluto riproporre al termine della celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di Cenere l'arrivo dei Fanti quel 3 novembre 1918, cioè il momento in cui si sancì sostanzialmente la vittoria sulla Grande Guerra. Questo è solo l'assaggio dello sfilamento che ci sarà invece domani, che sarà esattamente a verso opposto, quindi un momento molto importante che va a chiudere questa giornata di sabato, iniziata questa mattina con l'alzabandiera e poi invece col passaggio al Bosco delle Penne Mozze, dove c'è stato il ricordo delle sezioni di Gemona, di Trento, di Trieste, di Verona e di Vicenza, e poi anche il passaggio della lampada votiva, quella che tornerà a Monteberico. Continuiamo a vedere queste belle immagini e poi vi voglio far vedere anche le ali di folla che sta attendendo questo momento che sancirà, si terminerà intorno alle 19 quando ci sarà la Maina Bandiera delle 4 bandiere che vedete alle mie spalle. Dietro invece c'è la fanfara dei congedati della Brigata Cadore, perché una volta terminato lo sfilamento ci sarà anche un carosello, una volta diciamo così ammainate le bandiere ci sarà anche un carosello musicale. Ma io vorrei tornare a queste belle immagini perché questo è forse un momento significativo della adunata triveneta degli alpini nell'anno del ricordo della vittoria 1918-2018, 100 anni dopo. È bellissimo vedere queste ali di folla e questo ricordo proprio per chi ha sacrificato la propria vita perché noi fossimo liberi e soprattutto fossimo una vera comunità. Io con queste immagini restituisco la linea, però ricordo anche che è pronto un servizio che fa vedere sostanzialmente quello che noi abbiamo visto ieri, ovvero la prima giornata di questi 3 giorni. Ultimissima cosa, vi ricordo, domani mattina dalle 9:15 su Antenna 3 ci sarà rigorosamente tutto lo sfilamento in diretta per i nostri telespettatori. E con questo restituisco la linea allo studio e lancio il servizio realizzato oggi. La lunga cavalcata verso la sfilata di domani con 30.000 penne nere nella città della vittoria, nella città che ha significato 100 anni fa la fine di una tragedia. È stata una prima giornata intensa quella di ieri per la 3 giorni alpina di Vittorio Veneto, che coinvolge l'intero comprensorio. Nei Sacelli lo scoprimento di una pietra d'inciampo a memoria dei caduti della prima guerra. Oggi scopriremo questa pietra in ricordo di quello che è stato, del lavoro fatto, una pietra che non è solo pietra presente nel monumento di Tarzo, ma è una pietra che troveremo su tutti i comuni della vostra sezione, quindi un grazie a tutto quello che state facendo. E poi la partenza delle fiaccole tricolori che nel pomeriggio hanno acceso in Piazza del Popolo il braciere del ricordo. Portate con voi il messaggio di pace che poi celebreremo questa sera. Buon viaggio. In 500 all'alzabandiera autorità civili e militari, cittadini per il via ufficiale all'adunata triveneta. Siamo qui per ricordare, certo, perché gli alpini lo hanno dentro il cuore, lo hanno come messaggio lasciato fin dalla fondazione di questa nostra associazione, lo hanno perché è scolpito per noi sull'Ortigara, su quella colonna mozza dove è scritto per non dimenticare. Ci ricollegheremo poi con Lucio Zanato nella TG di Venezia e poi ovviamente in quello di Treviso. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta. Illeso per miracolo dopo uno schianto ad altissima velocità, è già pronto a ripartire per la gara. Protagonista il pilota di punta del team Cetilar di Villorba, che sta gareggiando nella 24 ore di Le Mans e che proprio ad Antenna 3 aveva raccontato lo scorso anno l'avventura nella storica corsa.
Noi raggiungevamo i 300 all'ora già dopo più o meno circa un chilometro e mezzo. Lo schianto a 320 km all'ora durante le prove di una delle corse più famose al mondo, la 24 ore di Le Mans in Francia. L'apprensione ai box, l'auto semidistrutta dopo l'impatto, l'ambulanza che corre sulla pista prima che si tirasse un sospiro di sollievo vedendo lui, Giorgio Sernagiotto, uscire dall'abitacolo praticamente miracolosamente illeso. Attimi di paura che sono rimbalzati dalla Francia alla Marca Trevigiana, in quella Villorba dove ha sede il quartier generale della Cetilar Corse, la scuderia di Sernagiotto, 37 anni, il prossimo 28 luglio, di Cairano San Marco. Al volante di quella Dallara P217 Gibson, con la quale sta affrontando insieme agli altri piloti del team l'avventura della 24 ore di Le Mans. Non la prima volta, anzi. Lo scorso anno la scuderia trevigiana si è piazzata al 9° posto assoluto, un risultato storico che Sernagiotto era venuto a raccontare proprio negli studi di Antenna 3, ospite di 20 e 10, spiegando anche l'incredibile potenza e l'assetto di questi bolidi. A 200 km all'ora, quindi non parliamo di 300 km all'ora, ma parliamo di 200 km all'ora, noi abbiamo 1000 kg di schiacciamento dell'aria sulla vettura. La vettura pesa 900 kg, quindi noi potremmo guidare tranquillamente capovolti, non so, in una galleria e poter stare attaccati al muro senza cadere dalla galleria a 200 km all'ora. A provocare l'incidente un problema tecnico: il pilota trevigiano ha perso il controllo della vettura che per 2 volte ha violentemente sbattuto contro le barriere laterali. Un duplice schianto ad altissima velocità con l'auto che si è sollevata da terra girandosi su se stessa. Una scena che ha fatto temere il peggio per le sorti di Sernagiotto, che ha immediatamente rassicurato tutti sulle sue condizioni, uscendo con le proprie gambe dall'abitacolo, e anzi il suo pensiero è andato subito alla macchina e alla speranza che fosse recuperabile come è stato per schierarla in gara, per ripartire più forti, senza paura ma con la consapevolezza di aver sfiorato un rischio altissimo. Adesso parliamo di posti di lavoro persi e poi recuperati grazie all'apertura di un nuovo punto vendita che ha portato anche della solidarietà. Successo a Feltre. Il Comune di Feltre sostiene le attività commerciali e le attività produttive e danno un segnale di ripresa economica e anche di sostegno ai lavoratori, in quanto questa azienda è riuscita anche a mantenere i posti di lavoro. Un importante segnale di ripresa che arriva da Feltre. Questo negozio era ormai chiuso da più di un anno, stop che aveva inevitabilmente fermato anche i dipendenti, tutti in cassa integrazione. Ma la rinascita arriva con la decisione della catena di discount Prix Quality di aprire 13 nuovi punti vendita. Dopo Scorzè, Mestre, Noale e Colle Umberto, oggi il taglio del nastro a Feltre. E l'intenzione dei titolari è chiara: rilevare attività precedenti, salvando posti di lavoro e assumendo nuovo personale. Abbiamo acquisito 13 punti vendita marchio TUOD che aveva 70 persone in cassa integrazione, le abbiamo tra virgolette salvate, nel senso buono del termine, ma si sono rivelate delle ottime risorse umane, stanno già lavorando con noi, devo dire anche molto bene. Abbiamo dovuto assumerne altri 30 per completare l'organico. Ci permette di legarci ancora di più al territorio. Uno dei nostri punti di forza è essere legati proprio al territorio, al Veneto in particolare. D'altronde l'attaccamento al territorio dei titolari, che hanno all'attivo ormai 150 punti vendita, quasi tutti in Veneto, passa attraverso la predilezione per la vendita di prodotti locali, ma non solo. Un occhio di riguardo va al volontariato e al sociale, premiati con 100 buoni spesa per ciascuno, una scuola materna, una mensa solidale e una comunità per minori autistici, tutte realtà attive nel Feltrino. Andrà a beneficio di minori, ospiti del nostro centro educativo Il Palloncino Rosso, della cooperativa Porta Aperta di Feltre, che ospita al momento 8 bambini e ragazzi dai 5 anni ai 17 con affetti d'autismo. Siamo in chiusura, ma torniamo a parlare di alpini perché oltre al fatto che ci ricollegheremo con Venezia, con gli alpini nel TG di Venezia fra poco, questa sera ci sarà una puntata speciale di Ring che per una sera lascia da parte la politica e le corde della politica, ma c'entra molto con l'attualità, perché l'attualità oggi è anche il raduno triveneto degli alpini, quindi sarà una diretta dalla città della Vittoria, proprio da Vittorio Veneto, nel cuore della festa degli alpini, dalle 21:15 ospiti, tanta festa, tante testimonianze di questa 3 giorni che si avvia verso la sfilata di domani, quindi dalle 21:15 da non perdere, e poi domani mattina dalle 9:15 la sfilata in diretta su Antenna 3. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di domenica 17 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature che risulteranno essere in aumento, minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra 27 e 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per addensamenti sulle aree costiere, ma del tutto innocui. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori della nostra regione, salvo per addensamenti sulle Alpi di confine, ma tendenzialmente senza nessuna conseguenza. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.